Come prevedibile, le ipotesi avanzate dal Comitato regionale Veneto circa la possibilità di sospendere definitivamente tutti i campionati di calcio dilettantistici hanno innescato discussioni, apprezzamenti e qualche polemica. È bene ricordare, come abbiamo già fatto nel servizio andato in onda ieri sera con un estratto dell'intervista a Patrick Pitton, vicepresidente vicario della LN di Veneto, che non c'è ancora nulla di ufficiale e lo conferma lo stesso Pitton. Come ha ribadito ieri il Presidente Ruzza, in questo momento non possiamo dare certezze, perché ogni decisione è stata rinviata a dopo Pasqua. Decisione quest'ultima che dovrà rispettare la volontà delle nostre società ed essere ratificata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Federcalcio. La strada, tuttavia, sembra tracciata e l'ipotesi di congelare le classifiche con promozione delle prime in graduatoria e blocco delle retrocessioni è la più verosimile. Restano ancora però tanti tasselli per completare il mosaico della prossima stagione e non sono esclusi sviluppi anche sostanziali, come ad esempio la ripresa delle gare in Serie D. La deadline è Pasqua. L'uovo, quest'anno amaro del calcio dilettantistico, riserverà sorprese o conferme. Fra 10 giorni lo sapremo.